fascia collinare della Pedemontana Veneta è il cuore della regione Veneto. Una zona caratterizzata da paesaggi incantevoli, splendidi borghi storici e famose ville venete, che comprende i territori di 4 province: Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Una vasta destinazione coordinata grazie al lavoro dell'organizzazione di gestione della destinazione Pedemontana Veneta e Colli. Grazie alla ricchezza di percorsi e scorci che offrono questi luoghi, sono numerose le attività sportive praticabili nella Pedemontana Veneta. Lungo i percorsi e i sentieri che si sviluppano tra pendii e dolci rilievi collinari della Pedemontana Veneta potrete immergervi nella tranquillità e nel relax che il territorio sa offrire. Una tappa lungo il nostro viaggio tra le colline della Pedemontana Veneta qui ad Isola Vicentina non poteva prescindere da una visita al birrificio agricolo di Simone Dal Cortivo. Simone Dal Cortivo che tra i tanti titoli ha vinto anche quello di miglior birraio nel 2014. Tanta acqua è passata sotto i ponti. Simone, come è nata l'idea di mettere in piedi un birrificio? Nasce nel 2008 come passione. Sai, nel mondo della birra c'è questo detto che dice: dai una birra a un uomo e si diverte 5 minuti, se gli insegni a farla si diverte tutta la vita. Ecco, quell'uomo sono io, con estremo orgoglio e passione ho portato avanti questo progetto, con la grossa differenza rispetto a tutti i nostri colleghi. A me piace pensare che le mie birre siano fatte di particelle vive, di molecole di birra e dov'è che vivono le particelle di birra? Nel posto più bello, il più consono per la loro, come dire, tutta la durata della loro vita, fin quando non vengono assaporate da qualcuno. Dentro il maturatore, a casa loro. Qua nel nostro laboratorio abbiamo i maturatori dove le particelle di birra, le molecole di birra, passano la loro vita da quando sono a fine fermentazione fino a quando vengono consumate in questo stato di estrema festa. Sono particelle di birra, sono sempre divertenti, sono sempre imbriaghette, e questo è il tempo che passano fino appunto a far felice qualcuno quando verranno consumate deve essere passato nelle perfette condizioni. Mi spiego meglio: i nostri clienti in tutta Italia, l'esempio che facciamo è sempre il merlo parlante che è a Sassari. Quando mi ordina la birra lunedì, io vado vicino al serbatoio, do una pacchetta, dai ragazzi che andiamo a far felice qualcuno e passiamo in fusto, in bottiglia, la sola quantità che serve per il consumo settimanale e mettiamo in fusto e bottiglia alle stesse condizioni che abbiamo dentro il maturatore.
Buongiorno padre Hermes Ronchi, Buongiorno. santuario della Madonna del Cengio qui ad Isola Vicentina, lungo il nostro percorso della Pedemontana. Ci dà qualche notizia di storia di questo luogo, padre Ronchi? Sì, allora l'immagine che vediamo oggi di questo luogo risale al 1400, però fino dal 1100 c'erano notizie di una piccola chiesa qui sull'ultimo sperone della roccia e solo dal 1450 arriva una comunità monastica e da allora fino ai tempi della soppressione qui ci sarà una comunità di religiosi. Noi siamo subentrati come servi di Maria semplicemente all'inizio del XIX secolo. Ma quello che vorrei sottolineare è che questo è sempre un luogo legato alla Madonna, Santa Maria del Cengio, una statua bellissima in cui lei appare come con il bimbo in braccio, ma come popolana e regale al tempo stesso, principesca e contadina, come lo stile di Piero della Francesca. Però è straordinaria questa statua in pietra del 1400. Ora la nostra comunità è qui, fa l'accoglienza religiosa, spirituale, vive la sua ricerca interiore, viviamo la comunità come un segno che possa essere possibile per tutti vivere meglio. Allora padre, in questi tempi che viviamo frenetici, ritrovare la pace, la quiete in un luogo come questo e ritrovare noi stessi penso sia un aspetto importante. Voi siete entrati qui nel chiostro, che cosa trasmette? Queste architetture parlano. Noi costruiamo le case, ma le case poi costruiscono noi. Queste architetture fatte di forza e di armonia, la forza delle colonne, l'armonia degli archi, trasmettono questo duplice sentimento di quiete armoniosa e di verticalità. Le strade della Pedemontana Veneta si possono scoprire in bicicletta come abbiamo fatto noi, si possono scoprire a piedi e con altri mezzi, perché qui c'è anche l'ospitalità importante. Certamente sì, ci sono le strutture ricettive, chi viene ad Isola Vicentina viene per girare le colline in bicicletta, ma non solo, anche a cavallo, soprattutto a piedi, nei vari sentieri, e lungo questi sentieri gli agriturismi sono pronti per ricevere e accogliere chi vuole frequentare questi luoghi. E noi siamo a metà strada, siamo a metà tra collina e pianura e questo ci dà la possibilità di offrire molteplici esperienze anche al turista, al podista, al ciclista e a chi desidera percorrere appunto a cavallo i territori. Paola Lain, sindaco di Malo, è un posto magico questo, dove ci troviamo? Giusto, ci troviamo al Museo Mondo Nuovo Maschere e qui quando si entra si respira già l'aria di carnevale. Carnevale che contraddistingue da 100 anni il nostro paese, il comune di Malo. Il primo assessorato risale al 1867, il primo assessorato al Carnevale. Questo è un trapianto della bottega, antica bottega veneziana di un illustre artista, l'artigiano Guerrino Lovato, famoso in tutto il mondo e che ha lavorato per registri del calibro di Franco Zeffirelli, ma anche per la Fenice, per il Vaticano, per il Comune di Parigi. E quindi noi veramente siamo orgogliosi ogni volta che facciamo vedere queste bellezze ai visitatori di avere appunto questa bottega artigiana in loco. Grazie Paola Lain. Allora ai nostri amici l'invito a scoprire Malo, la Pedemontana Veneta e appuntamento al Carnevale 2021 allora. Certo, certamente.
Fabio Scorzato, azienda agricola La Greppia, qui si parla lungo la Pedemontana Veneta, pensate un po' di yogurt. Esattamente, anzi direi di agri-yogurt. Siamo un'azienda partita come zootecnia da latte, quindi allevamento di vacche da latte e la relativa campagna per fornire gli alimenti agli animali, che un po' alla volta ha provato a differenziarsi. Quindi a creare, nel nostro caso, una trasformazione di una parte del proprio latte in yogurt, che noi abbiamo chiamato agri-yogurt. Un'altra bella attività, un altro bel progetto, Fabio, è quello di AgriTour. Sì, AgriTour è sostanzialmente una rete di aziende agricole o di soggetti che si muovono sul territorio per il territorio, che trova, se lo paragoniamo a un corpo, trova il suo scheletro in collegamenti ciclopedonali, usando magari le capezzagne o strade secondarie, e trova però la sua anima nell'animazione del territorio. Siamo un gruppo di soci di aziende agricole che hanno contatto con il pubblico, quindi l'agriturismo, la fattoria didattica, la vendita diretta, e per dare un'offerta che si sposta quasi sul turismo a chi vuole assaggiare questo tipo di novità. Grazie Fabio Scorzato, allora avete capito, se passate a San Tomio di Malo in bicicletta, come sto facendo io, una sosta è d'obbligo con l'AgriTour. Grazie Fabio Scorzato. Grazie a voi.